Quarta giornata di campionato qui al Palacicogna di Ponzano, quarta giornata di Serie A2 femminile tra Posaclima Ponzano e Autosped Castelnuovo. La Posaclima è reduce da una sconfitta non molto bella la settimana scorsa, dove sono stati tanti errori. Invece la Castelnuovo Scrivia è reduce da 2 vittorie in entrambe le partite giocate. Questa, come dicevamo, è la quarta giornata di campionato, ma Castelnuovo ha giocato solo 2 partite, entrambe vinte contro Verona e Trieste. Scusatemi, sì, contro Alpo appunto, in casa, e a Trieste. Il clima qui al Palacicogna è caldo come alla prima di campionato e si sta per alzare la palla 2 dell'incontro. In campo per Ponzano ci sono Tivenius, la capitana Giulia Gobbo, Marta Pellegrini in guardia, Sofia Varaldi, e in posizione di playmaker Lulu Giuliano, che era tardata, entra ora appunto in campo, va a salutare gli arbitri come si fa solitamente in queste occasioni. Per invece Castelnuovo in campo ci sono Marangoni, Baldelli, Premasunak, la croata, Carlotta Gianolla e l'ex di giornata Leonardi. Intanto parte Ponzano con il primo tiro, però corto. È proprio Leonardi a condurre l'azione nell'altra metà campo offensiva. C'è una partenza sul fondo con un tiro cadendo indietro di Gianolla, che però esce. C'è però il rimbalzo in attacco, Leonardi dall'angolo che rimette in punta per Gianolla, la penetrazione sul fondo molto bella per lo scarico di Francesca Leonardi, che va a bersaglio con il primo canestro della partita. Ponzano viene in attacco, bella palla dentro di Varaldi per Tivenius, che prova l'uno contro uno ma è fermata bene. Lo scarico per Pellegrini, che si butta dentro, gran canestro appoggiato al vetro per Marta Pellegrini, la punta più affilata, la freccia più affilata nell'arco di coach Cambarotto in questo inizio di stagione per il 2 pari. Ora però è di nuovo Castelnuovo a segnare con Sofia Marangoni, che è un'altra ragazza molto interessante, che viaggia a 13 punti di media, ma è la playmaker della squadra, ma una giocatrice molto completa. Come dall'altra parte c'è Giuliano che si butta dentro, questa volta esce di pochissimo nel tentativo di rimbalzo in attacco, pesta la riga di fondo e quindi si riparte con una rimessa dal fondo di cui si incarica Leonardi. Si inizia quindi l'azione con Gianolla, scambia in punta con un end-off, forse un'infrazione di passi, ma comunque c'è una bella penetrazione per il scarico. L'infrazione di passi arriva dopo, questa sinceramente era un po' più dubbia. Fatto sta che è una palla persa per Castelnuovo, quindi la rimessa affidata a Pellegrini, che però passa direttamente nelle mani di Baldelli, che va a segnarne 2 comodi. Riparte proprio Pellegrini, si incarica dell'azione, ora ferma il palleggio, c'è Tivenius in punta, passaggio e pick and roll con Tivenius che cerca Varaldi dentro ma viene anticipata, quindi arriva una palla persa e Castelnuovo si lancia in transizione. Leonardi, bello 1 contro 1, ma super recupero di Capitan Gobbo, che conduce la transizione, passa Giuliano in punta per Varaldi, dentro per Tivenius, si gira bene sul lato destro contro
Premanusak e va a pescare il fallo da 2 tiri liberi. Bella azione di Ponzano, che in questo inizio sta cercando con insistenza la palla dentro. Questa è effettivamente la prima volta che questi alto-basso tra Varaldi e Tivenius riesce con efficacia. Sbaglia il primo tiro libero Tivenius, segna invece il secondo la lunga svedese, e ora è Marangoni a superare la metà campo. Si muove bene l'attacco di Castelnuovo tra end-off e passaggi, mancano 8 secondi alla fine dell'azione. Il passaggio in angolo per la penetrazione sul fondo di Baldelli, trova un canestro piuttosto difficile per il 7-3, il +4, quando mancano 6 minuti e 39 alla fine di questa prima frazione di gioco. Bella palla di Giuliano con la mano sinistra dall'altra parte per Tivenius, che prende un tiro da 3 punti che va a finire sul ferro, però recupero questa volta di Pellegrini, che conduce la transizione. Trova bene Tivenius dentro l'area, ma sfugge la palla alla giocatrice svedese, e quindi Castelnuovo riparte con una rimessa dal fondo, ed è Marangoni a gestire il possesso per le piemontesi, squadra satellite della Tortona Basket di Serie A1 maschile, squadra a sorpresa della Serie A maschile. Non è invece una sorpresa, non sono una sorpresa le due in altrettante partite per l'Autosped, che era partita sicuramente tra le favorite di questo campionato e sta dimostrando tutto il suo valore. Ora 5 secondi alla fine dell'azione, si butta dentro Marangoni, ma subisce la stoppata di Capitan Gobbo, e sono 3 secondi da giocare per l'Autosped, con una rimessa dal fondo proprio sotto al canestro. Vediamo se riusciranno a trovare una magia in questi 3 secondi, o se la difesa di Ponzano avrà la meglio. Arriva, c'è un incidente tra 2 giocatrici biancorosse, e arriva quindi una palla persa. Buona difesa di Ponzano, attenta durante tutta l'azione, e ora si riparte. Quindi è arrivata in realtà un'infrazione di ritorno, perché non ha toccato nessuno la palla finché una delle ragazze di coach Molino è dovuta andare a recuperare, e quindi riparte Ponzano dalla fase offensiva. Pellegrini può giocare su 1 contro 1, gioca un pick and roll con Gobbo, prende un tiro da 3 punti, forse un po' affrettato, finisce sul ferro. Parte in transizione l'Autosped, che gira la palla, ancora Marangoni, Leonardi, si forma un triangolo, la palla dentro per Premazunak, che scarica per il taglio di Carlotta Gianolla, che commette un'altra infrazione di passi, anche questa volta dalla nostra postazione, che in realtà è piuttosto lontana da quell'azione, non erano visibili. Tanto meglio per Ponzano, che ha 5 punti da recuperare quando mancano 5 minuti e 15 secondi sul cronometro di questo primo quarto. Pellegrini, il passaggio per Varaldi, che prende un tiro da 3 punti, esce, ma Capitan Gobbo lotta a rimbalzo, ne esce vincitrice. Si gioca l'1 contro 1, un po' difficile, ma appoggia il vetro in reverse per un altro canestro che vale il -3 in questo primo quarto, in cui si è segnato finora abbastanza poco, soprattutto Ponzano, ma le due squadre stanno comunque, ci stanno dando, sono arrivate un po' di palle perse di troppo, ma le due squadre stanno comunque facendo vedere un bel gioco in entrambe le metà campo. Arriva un tiro dall'angolo per Marangoni, ma esce. Ponzano tira giù un buon rimbalzo difensivo, dimostrando ancora una volta attenzione nella propria metà campo. Giuliano finta l'1 contro 1, Pellegrini lo fa davvero
si butta dentro e subisce il fallo della numero 3 Marangoni, se non ho visto male. Quindi Pellegrini andrà in lunetta con 2 tiri liberi. Pellegrini che sta viaggiando, è la top scorer per il Ponzano, per la Pogiaclima Ponzano, a 13,3 di media e di solito è molto affidabile ai tiri liberi, sta tirando in questo campionato con l'88%. Ovviamente le esce il primo, vediamo se col secondo avrà risultati migliori. Esce anche il secondo, Gobbo però lotta di nuovo a rimbalzo, ne tira giù un altro. Giuliano prova la magia per Tivenius, ma la palla è troppo bassa e rimbalza sulla linea di fondo. Giuliano alza la pressione difensiva, ma la Autosped la batte con facilità. Gira bene la palla, adesso arriva in angolo per Leonardi, prende un palleggio, arresto e tiro che finisce sul ferro. Pellegrini prende un rimbalzo, prende un bel rimbalzo, scambia con Giuliano, palla dentro per Tivenius che trova Varaldi in angolo, la palla però è deviata da una mano di Leonardi, direi, e quindi Ponzano dovrà ricominciare con una rimessa in attacco dal fondo con 12 secondi da giocare. Intanto arriva il primo cambio della partita, entra Giovanna Smorto col numero 28, va subito sulle piste di Varaldi. Giuliano intanto prova l'1 contro 1, aggressivissima la difesa ospite. Giuliano prende un palleggio, resta il tiro che finisce corto. È Smorto a condurre, a toccare il primo pallone della sua partita e condurre il contropiede, rischia con un passaggio verso i 3 punti per Valentina Baldelli, che però riceve finta, fa un palleggio, resta il tiro, la centro area e segna altri 2 punti per il 10-5. Giuliano intanto si butta in area, arriva uno scarico, Gobbo gioca 1 contro 1, gli esce, ma Tivenius sta come sempre, lotta, rimbalza in attacco, ne prende un altro e subisce un fallo da parte di Baldelli. È il terzo fallo di squadra, il primo per Baldelli. Ottimo l'atteggiamento finora di Ponzano come aggressività. In effetti stanno arrivando parecchi rimbalzi in attacco, dovrebbe già essere il terzo. Intanto arriva il primo cambio anche per coach Cambarotto, classico avvicendamento di playmaker. È uscita Giuliano ed è entrata Matilde Bianchi, subito deve giocarsi un pick and roll, decide di passare a Varaldi che si prende un buon tiro sulla linea di fondo, ma esce anche questo. Polveri bagnate per l'attacco della Pogiaclima, che ha segnato appena 5 punti nei primi 7 minuti di gara, ma sta difendendo alla grandissima, quasi arriva un recupero, invece gli arbitri vedono un fallo di Valdi e quindi con 9 secondi sul cronometro dei 24 la Autosped potrà giocarsi una chance d'attacco. Intanto arriva un altro cambio, esce Varaldi ed entra Francesca Favaretto, quindi si abbassa il quintetto di coach Gambarotto. Difficoltà a mettere in campo il pallone, però riceve Smorto che dà un bel pallone dentro a Gianolla. La palla torna nelle mani di Marangoni che prende un tiro da 3 punti. Azione ben giocata dall'Autosped che alla fine trova una tripla con la giocatrice giusta al posto giusto. La Pogiaclima crea la sua azione partendo dalle mani di Marta Pellegrini che trova Matilde Bianchi, riceve Gobbo che si prende un tiro anche abbastanza comodo dalla lunetta, però gli esce
Smorto dall'altra parte, dentro per Gianolla che si prende un bel 1 contro 1 con un leggero fade away, ma esce il tiro. Ponzano ancora attenta a rimbalzo, sicuramente in questo fondamentale la Posaclima sta facendo il suo dovere. Buonissima difesa dell'Autosped che non lascia spazi a Favaretto. Pellegrini deve prendersi un altro tiro da 3 punti quando sul cronometro dei 24 i secondi stavano per scadere. Coach Gambarotto chiama il timeout con 1 minuto e 22 da giocare in questo primo quarto, con il tabellone che segna 5 per la Posaclima, 13 per l'Autosped. Come dicevamo, l'Autosped è squadra sicuramente arrivata qui a Ponzano con il coltello tra i denti. È una delle squadre favorite, lo possiamo dire, l'ha detto anche il DS della squadra Ludovico Santon in questa settimana che tra l'altro ha portato anche la brutta notizia di Giovanna Pertile, che purtroppo per un infortunio subito occorsogli durante la partita di sabato scorso dovrà stare a riposo per almeno 5 settimane. Situazione infortuni non ottimale in realtà anche per la squadra piemontese, che vede a riposo forzato Ashley Ravelli, Valentina Bonasia e la capitana Giulia Rulli. Intanto le due squadre rientrano in campo con le stesse formazioni che avevano concluso l'azione precedente. Coach Gambarotto dà le ultime indicazioni alle sue ragazze, ma intanto la partita riprende con Smorto che batte la rimessa da 27 metri dal campo. La Posaclima alza la pressione con Bianchi che è vicina al recupero, ma l'esperienza delle ragazze di Coach Molino la fa da padrone. Arriva una bella azione di mano destra di Sofia Marangoni, giocatrice davvero solida e completa, che è partita molto bene in questo inizio. Un po' di difficoltà a battere il pressing piemontese per Favaretto, che però si affida alle sapienti mani di Matilde Bianchi, che prova l'1 contro 1, si butta dentro, non riesce a finire. Ora mancano 30 secondi. Smorto prova un lancio lungo un po' velleitario che finisce direttamente sui piedi di Carlotta Gianolla. La Posaclima potrà quindi ricominciare un attacco con 36 secondi da giocare. Intanto è entrata Mioni al posto di Tivenius. Bianchi parte dalla guardia destra, proprio Mioni a ricevere in punta, va con un consegnato per Pellegrini che palleggia all'indietro. Pellegrini si prende un altro palleggio, resto e tiro, questa volta un po' difficile, finisce corto, solo rete ma non nel senso sperato dai tifosi accorsi qui al Palacicogna. 16 secondi da giocare, si alza ancora la difesa di Ponzano, che invece ora arretra per rientrare a zona con Tivenius in punta. Scusate, quindi Mioni era entrata al posto di Capitan Gobbo. Gira bene la palla per l'Autosped, ma è la numero 3 Sofia Marangoni che commette un'infrazione di passi in partenza. Ci sono quindi 5 secondi da giocare ancora sul cronometro. Palla persa, sinceramente rivedibile per Ponzano. La seconda volta che le ragazze di Coach Gambarotto buttano via un pallone direttamente da una rimessa laterale nella propria metà campo. Prima è arrivato un comodo appoggio, questa volta un fallo su Valentina Baldelli, che avrà così 2 tiri liberi con poco più di un secondo sul cronometro della prima frazione. Baldelli sbaglia però il primo, vediamo se avrà più fortuna
con il secondo tiro dalla linea della lunetta, segna il 16-6. Pellegrini non si avvede in realtà che mancava così poco, quindi non arriva neanche un tiro per chiudere questo quarto. Il primo periodo termina sul 5 per la Posaclima Ponzano, 16 Autosped Castelnuovo. Pronti a riprendere il secondo periodo di gioco qui al Palacicogna di Ponzano, con le squadre sul 5 per la Posaclima, 16 per la Autosped Castelnuovo. Una prima frazione in cui gli attacchi non sono brillati, sono arrivate parecchie palle perse. Ponzano un po' di più, soprattutto ha trovato parecchi errori anche da vicino. Si spiega così il più 11 delle ospiti, che ripartono con la palla dentro di Baldelli per Valentina Gatti, appena entrata, che subisce subito un fallo che vale la rimessa dal fondo per la squadra in maglia rossa. Difficoltà qui a mettere in campo il pallone, Ponzano vicino al recupero, ma Marangoni in extremis riesce a ricevere il pallone. La palla torna proprio nelle mani di Marangoni, che prende un bellissimo secondo tempo alzando la parabola sulla linea di fondo. Tiro davvero difficile per la playmaker della squadra piemontese. Mione intanto sulla linea di fondo attacca, spaglia canestro, prova a usare la sua forza fisica contro Gianolla e trova un bel canestro in un momento di siccità totale per la Posaclima, che non segnava da diversi minuti. Tanto Bianchi, nel tentativo di recuperare un pallone, cade, lasciando due facili punti a Valentina Baldelli, che si ritrova tutta sola proprio sotto il canestro. Mette a segno i punti più facili forse di questo inizio di partita. Tanto Ponzano gira il pallone, Tivenius scambia con Pellegrini, che ora può giocare l'1 contro 1 con Gatti, fa uno step back per prendersi un tiro da 3 punti, ma esce anche questo. Lavora bene a rimbalzo la squadra di coach Molino, che dall'altra parte già aggressiva, sbaglia il passaggio per Gatti, ma arriva un po' fortunosamente nelle mani di Smorto.
che ora si prende un palleggio, resta il tiro, esce Tivenius, lavora bene a rimbalzo, deviazione con il piede di Smorto, ma l'ultima a toccare è Pellegrini, che voleva provare a salvare il pallone ma non è riuscita ad abbassarsi per recuperarlo, e quindi è arrivata purtroppo il tocco, purtroppo per la Posaclima è arrivato il tocco che restituisce la palla alla squadra piemontese, che ripartirà proprio davanti alla panchina della Posaclima con Valentina Baldelli, che ha sempre in mano le azioni della squadra biancorossa. Smorta si trova tutta sola da 3 punti, esce il tiro, Capitan Gobbo lotta, rimbalza, ne esce vincitrice. È rientrato intanto Giuliano per Matilde Bianchi. Lulu, bella palla dentro per Mioni, che ancora lotta e prova un tiro là sotto, ma le mani della croata in maglia rossa Nina Premasunak impediscono il tiro facile. Arriva però comunque la palla persa, un'altra palla persa, l'ennesima anche per la Autosped, ed è un regalo per Ponzano. Pellegrini prova a passare in angolo a Favaretto, che però viene anticipata, è solo però una deviazione che vale una rimessa laterale per le biancoverdi, oggi in tenuta nera con la bellissima divisa nuova, la City Edition, con le strade principali di Ponzano nel fondo della maglia. Favaretto in angolo per Giuliano, Gobbo in punta, pick and roll con Pellegrini, bellissimo no look per Capitan Gobbo, grande palla di Pellegrini per Gobbo, che subisce il fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Il tabellone dice 7 Posaclima, 20 Autosped. Non si muove il punteggio per Ponzano, con la capitana Claudia Gobbo che fallisce il primo dei 2 tentativi, corto anche il secondo. Mioni prova a recuperare un rimbalzo, Favaretto ci mette una mano ma la palla finisce nelle mani di Smorto. Comincia l'azione con Marangoni, Gatti che dà indicazioni per Smorto, che gioca 1 contro 1 un po' prevedibile e commette fallo di sfondamento. Buona difesa di Favaretto. In generale Ponzano sta difendendo abbastanza bene, con aggressività e attenzione. Sicuramente non si può dire sicuramente la stessa cosa nell'altra metà campo, dove la Posaclima sta faticando davvero molto. Sono solo 7 i punti segnati nei primi 13 minuti di gara. Intanto arriva un richiamo per le proteste della Autosped. Vediamo se Ponzano riuscirà a battere il pressing piemontese, questa volta sì, con l'esperienza di Giuliano, che dà in angolo a Pellegrini, mette in punta per Mioni. Giuliano si prende un tiro da 3 punti anche abbastanza comodo, ma esce anche questo. Smorto fa partire la transizione da Gatti, che gioca ancora con Marangoni, bella palla dentro, arriva lo scarico in angolo per Leonardi, che attacca al fondo e subisce un fallo che varrà 2 tiri liberi anche per Francesca Leonardi, classe 2002, ex Reyer Venezia e soprattutto ex Posaclima Ponzano, dove ha giocato 2 stagioni, la 2019-20 e la 2020-21. Sbaglia il primo tiro libero, la ragazza di solito molto precisa e con grande talento offensivo, come dimostrano i 16 punti
di media che porta la sua squadra, sbaglia entrambi i liberi. Mioni è la prima ad arrivare sul pallone, arriva un tocco di qualcuno in maglia rossa e Ponzano riparte con il suo gioco. Giuliano gioca a due per Mioni, butta la palla in mezzo, non si capisce in realtà a chi, in mezzo, letteralmente in mezzo tra Varaldi e Favaretto. Arriva però comunque una deviazione, l'ultimo tocco per la Autosped, quindi Favaretto può fare una rimessa laterale con 10 secondi alla fine di questa azione. Giuliano ancora per Favaretto che intanto dall'altra parte gioca l'uno contro uno. Gobbo intralcia un po' la penetrazione di Favaretto, che però è una maestra a trovare il fallo, e questa volta è il secondo fallo di Nina Premasunak. Buona notizia per Ponzano, cattiva per coach Nino Molino, dato che la croata ferma ancora a 0 punti. In realtà giocatrice, in realtà la miglior realizzatrice della squadra con 17 punti di media. Favaretto intanto segna il primo, sbaglia il secondo. Ponzano sta anche fallendo tante conclusioni dalla lunetta, dove di solito invece è molto precisa Favaretto. Grande difesa e recupero, però nella confusione Gobbo perde il pallone. C'è Gatti che non sa bene cosa farsene. Ancora la palla arriva dentro a Premasunak, che fallisce questo tiro. Non è sicuramente la serata della croata ex Empoli. Giuliano prova un passaggio un po' difficile, deviato dalle mani di Smorto, che conduce il contropiede. Va a giocare in realtà un 1 contro 2, di solito non una cosa consigliabile, ma questa volta porta a 2 tiri liberi proprio per la numero 28 Giovanna Smorto. Quando mancano 5 minuti e 26 al termine del primo tempo, il tabellone dice 8 Posaclia Ponzano, 20 Autosped, 24 Autosped scusate, Castelnuovo. Il tabellone non si muove perché Giovanna Smorto fallisce il primo dei 2 tiri liberi, sbaglia anche il secondo. Varaldi prende il rimbalzo, apre per Giuliano, ma troppo indietro, e arriva un'altra palla persa non forzata per la Posaclima. E sono un po' queste le cose che finora, oltre ovviamente alle basse percentuali, stanno facendo la differenza in questo primo tempo. Troppe palle perse della Posaclima contro una difesa sicuramente aggressiva, ma alcune sono arrivate anche in maniera un po', diciamo, non forzata. Difende bene però anche la Posaclima, in difficoltà ora l'Autosped. La palla arriva dentro però a Premasunak, che subisce il fallo di Varaldi. È già il secondo fallo per Sofia. L'Autosped riparte quindi da una rimessa dal fondo, c'è il pallone da asciugare, se ne occupa l'arbitro, e quindi Baldelli può fare la rimessa. Bella palla per Gatti, che fallisce un comodo tiro tutta sola. Tivenius non si fa sfuggire l'occasione di prendere un altro rimbalzo. Favaretto, bella palla dentro per Tivenius, che lotta contro Gatti, prova il tiro di sinistro, esce, e la capitana Giulia Gobbo ancora la prima ad avventarsi sul rimbalzo. C'è un tocco, la palla esce, ma grandissima Gobbo ancora. Gobbo e Tivenius stanno facendo un super lavoro a rimbalzo. Varaldi finta, palleggia, arresto e tiro, elegantissimo il canestro di Sofia Varaldi, che muove finalmente la Posaclima da quell'otto che reggeva ormai da parecchi minuti. Bellissima difesa ancora
di Favaretto che mette tantissima pressione. Castelnuovo fatica ora, è Smorto che deve buttarsi dentro, non prende neanche il ferro. Tivenius cattura il rimbalzo, ma arriva la terza palla persa su un outlet pass, davvero inspiegabili alcuni errori. Questa volta l'occasione per l'autosped è troppo ghiotta e Nina Premasunak subisce il fallo di Lulu Giuliano, che ovviamente non poteva fare nulla in quel punto del campo con una differenza di centimetri così elevata. Vediamo se la croata troverà i primi punti della sua gara dalla lunetta. Sbaglia il primo tiro libero, le squadre davvero stanno commettendo tantissimi errori dalla lunetta. Segna invece il secondo la pivot della Autosped, Giuliano a superare la metà campo per la Posaclima, gira bene la palla, arriva un tiro in uscita dai blocchi per Pellegrini, appena entrata al posto di Favaretto, non ancora al top della condizione per via di una piccola storta alla caviglia. Sbaglia Pellegrini, ma arriva un altro rimbalzo in attacco di squadra, possiamo dire, che darà una rimessa dal fondo per la Posaclima dopo il time out chiamato da coach Nino Molino, che sta vedendo un po' in difficoltà le sue ragazze, che stanno difendendo bene ma stanno facendo tanta fatica in attacco contro l'aggressività della Posaclima, che dall'altra parte sta invece avendo grossissime difficoltà a trovare il fondo della retina. Per darvi un'idea, ci sono due top scorer per scusatemi, 3 a quota 2 per Ponzano, quindi capite come sicuramente oggi la fase offensiva sia una fase di difficoltà per la squadra di casa, che invece di talento e di capacità offensive ne ha soprattutto nelle mani di Pellegrini, Varaldi. Ovviamente mancano le mani di Pertile, l'esperienza di Giovanna Pertile, che come abbiamo detto dovrà saltare almeno le prossime 5 settimane. Finito il time out, intanto in campo Giuliano a battere la rimessa, la palla è per Tivenius che restituisce alla piccola playmaker della Posaclima, che si butta dentro, alza la parabola con la mano sinistra e trova 2 punti per la Posaclima, che torna a -9 in questo secondo quarto. Intanto è Baldelli a comandare l'azione, la palla torna proprio nelle sue mani, difesa della Posaclima che non lascia spazio alle biancorosse, si butta dentro Marangoni, ma sono intanto scaduti i 24 secondi. Si alza l'entusiasmo del pubblico del Palacicogna e arriva un fallo tecnico a coach Nino Molino, che credo si lamentasse di un possibile fallo di Marangoni, cioè su Marangoni, scusate. Da qui non mi era possibile, ma sicuramente se il riferimento era lo scadere o meno dei 24 secondi non c'erano dubbi su questo. Intanto Marta Pellegrini trasforma il libero del tecnico ed è un mini parziale della Posaclima di 5-0, che porta quindi le squadre sul 13-21. Si è tutta ad un tratto rianimata la Posaclima dal punto di vista offensivo. Esce ancora dai blocchi Pellegrini, che prende un palleggio, arresto e tiro elegante come il solito, sputato dal ferro, un po' sfortunata la giovane guardia della Posaclima.
ed è Castelnuovo ancora con difficoltà a costruire l'azione. E Leonardi ora in punta che si butta dentro contro Sofia Varaldi, alza la parabola, buona difesa di Varaldi, il tiro esce, Giuliano può correre a tutta velocità, si butta dentro, lo scarico per Pellegrini ancora da 3 punti, esce anche questa ma un buon tiro, Tivenius prende il rimbalzo, lotta come un leone e subisce un contatto da Gianolla che provoca un'infrazione di passi discutibile, almeno per lo spirito del gioco. Magari c'erano anche i passi, ma sicuramente sarebbe stato bello premiare la combattività della svedese. Poco male comunque per Ponzano, e ora Marangoni sul lato destro del campo che gioca un gioco 2 con la compagna, ma arriva un'altra palla persa, bel contropiede di Ponzano che trova 2 punti facili da Giulia Gobbo, e ora il parziale diventa di 7-0 che vale il -6 con 2 minuti sul cronometro di questo secondo quarto. Leonardi, palleggio, arresto e tiro, gran canestro dell'ex di giornata che zittisce il Palacicogna che si era trasformato in una piccola bolgia e restituisce 8 lunghezze di vantaggio. Giuliano però non ha finito, bellissima palla per Tivenius che viene stoppata ma recupera. Gobbo si butta ancora al centro dell'area, prende un tiro con la mano destra, gran momento del capitano e di tutta la Posa Clima. 17 per Ponzano, 23 per Castelnuovo con 1 minuto e 20 sul cronometro. Tivenius a grande anticipo, Giuliano, il lancio per Gobbo, finta, canestro, ancora un canestro di Gobbo che sta guidando con il suo spirito e la sua combattività la squadra da capitano. Il capitano coach Nino Molino è costretto al time out con 1 minuto e 12 da giocare in questo primo tempo, con il tabellone che dice 19 Ponzano, 23 Castelnuovo, ma soprattutto il parziale di 9-2 ora per la squadra di casa che sicuramente ha trovato le contromisure alla difesa dell'Autosped, o soprattutto ha smesso di perdere palloni sciocchi e ha trovato dei canestri da sotto che erano mancati nei primi 16 minuti di gara. Mancano ancora i canestri da lontano, in realtà da entrambe le parti non si sta segnando molto da fuori area. Si sa che Castelnuovo è una delle migliori squadre nel tiro da 2, dove realizza con oltre il 62%, invece bassissime le percentuali, anzi nulle le percentuali da 3 punti per Ponzano, che deve ancora segnare dalla lunga distanza. È un 0 su 7 fino ad ora, ma poco importa perché ci sono solo 4 punti di divario tra le squadre. Marangoni contro il pressing a tutto campo di Marta Pellegrini, Marangoni che si deve mettere spalle a canestro a 7 metri dal ferro, fa fatica a circolare la palla che torna nelle mani di Marangoni, bella penetrazione a sinistra e grande conclusione di mano destra per Sofia Marangoni, che sblocca la situazione, sblocca il punteggio per l'Autosped con un potenziale gioco da 3 punti importantissimo in questo momento della gara per le piemontesi. Marangoni con l'aiuto del ferro segna anche il tiro libero e completa quindi il gioco da 3 punti per il 26-19. Varaldi
in punta per Gobbo, che passa a Giuliano, la palla arriva a Pellegrini, ora centro area per Gobbo, forse il tiro più facile degli ultimi suoi 3 minuti, ma è sbagliato. Tivenius si lancia sul pallone, scivola, è un 5 contro 4 per l'Autosped, arriva un tiro da 3 punti sbagliato, la palla c'è però rimbalza in attacco e Marangoni a trovare ancora la penetrazione di mano destra e subisce un altro fallo. Le squadre sono entrambe in bonus, quindi torna in lunetta Sofia Marangoni con 19 secondi sul cronometro. Ora c'è qualcosa da dire tra la coppia arbitrale e Sofia Varaldi, che viene quindi richiamata. Non ho in realtà capito non ho capito bene per quale situazione. Fatto sta che Marangoni, sicuramente la migliore della compagine piemontese, ha 2 tiri liberi sul 19 Posaclima Ponzano, 26 Autosped Castelnuovo. Fallisce il primo tiro libero Sofia Marangoni, lei che viaggia a 13 punti di media. Sbaglia anche il secondo, però arriva il rimbalzo in attacco della squadra biancorossa. La palla torna nelle sapienti mani di Marangoni, che gioca il pick and roll, attacca, prende il centro dell'area, ma si chiude benissimo la difesa di Ponzano. Autosped costretta a un tiro da 3 punti che non arriva neanche al ferro. Scadono così i 24 secondi, è la seconda infrazione di tempo di 24 secondi negli ultimi minuti di questo quarto. 3 secondi, 2 secondi, Pellegrini deve prendere un tiro da 18 metri, non arriva il canestro. Chiude bene comunque la Posaclima Ponzano, che rimonta e avrà 7 punti da recuperare nel secondo tempo, che si preannuncia avvincente qui al Palacicogna.
solito standard di mentezza. Bentornati al Palacicogna di Ponzano per il secondo tempo di Posaclima Autosped. Proviamo a spiegare un po' i numeri, il 19-26 di questo primo tempo. Da una parte ci sono gli 8 punti di Claudia Gobbo, dall'altra i 12 di Sofia Marangoni e i 9 di Valentina Baldelli, che sono state sicuramente le migliori per la Autosped in un primo tempo comunque non brillante dal punto di vista realizzativo per entrambe le squadre, che stanno tirando con percentuali davvero bassissime, soprattutto da 3 punti. Pesa lo 0 su 7 per la Posaclima, non tanto meglio l'1 su 5 di Castelnuovo, e anche le percentuali liberi 3 su 9 per Ponzano. Fa peggio incredibilmente la squadra piemontese con 3 su 11. Intanto è ripartito il terzo quarto con Tivenius che perde però il pallone. Marangoni a controllare la transizione, gira la palla per la squadra ospite, ancora Marangoni. La palla arriva all'ex di turno Leonardi, che da dentro Gianolla, la palla arriva in angolo per il bel tiro da 2 punti, sì, di Valentina Baldelli, ancora lei alla prima tripla della sua gara. Intanto Gobbo sicuramente la migliore, la capitana per la squadra di casa. Passa in angolo per Tivenius che gioca un bellissimo 1 contro 1, dopo una virata fa la finta, manda al bar l'avversaria e segna i primi punti di Ponzano di questo secondo tempo. Pellegrini buca l'anticipo ma si chiude bene la difesa, la palla è nelle mani di Marangoni, nelle sapienti mani di Marangoni, che dà in angolo a Carlotta Gianolla, che fallisce il tiro da 3 punti. Parte la transizione di Posaclima, Pellegrini è ancora persa dietro l'arco ma fallisce di nuovo. Polveri davvero bagnate per lei in questa gara, è il quinto errore da dietro l'arco per la guardia della Posaclima, che però sta tenendo bene in difesa come tutte le sue compagne. Marangoni che dà la palla dentro a Nina Masciunak, che segna il primo canestro dal campo, lei che invece viaggia a oltre 17 di media. Dall'altra parte però arriva l'incursione mancina di Lulu Giuliano. Ora gli attacchi, soprattutto gli attacchi, stanno diventando piuttosto prolifici, anche con una certa facilità per Ponzano, che ha trovato dei canestri abbastanza semplici. Marangoni scarica per il bellissimo palleggio, arresto e tiro di Francesca Leonardi, davvero elegante per il suo 6° punto. Sempre importanti i suoi canestri finora. Giuliano per Marta Pellegrini, gioca il pick and roll molto bene con Tivenius, che però non riesce a chiudere da dentro l'area, ed è Marangoni a superare la metà campo. Ancora Leonardi, questa volta va a sinistra, lo scarico, la palla torna nelle mani di Marangoni che va dentro, bel arresto, bella finta, 2 punti appoggiati al vetro che valgono il più 12. Ora all'improvviso si sono sbloccate le percentuali da entrambe le parti e la partita sicuramente è diventata più divertente da vedere, meno divertente invece il passaggio di Giuliano, che finisce sulla testa di Tivenius, che non stava guardando la compagna, che invece aveva avuto una buona idea. Arriva quindi un'altra palla persa per Ponzano ed è la Autosped ora in attacco
con Baldelli che finta il tiro da lontano, ma chiude ancora bene Giuliano. Si va dentro quindi da Nina Premashchunak, che fallisce anche questa volta con la mano mancina. Giuliano a dare in ala a Pellegrini, la palla arriva in punta a Gobbo che scambia con Giuliano, arresto ancora Gobbo dall'angolo, si va sapientemente da Tivenius che ancora con la virata guadagna spazio e trova altri 2 punti con la mano sinistra. Tivenius ha preso decisamente le misure alla sua avversaria diretta croata. Sta trovando in questo secondo tempo degli appoggi piuttosto semplici. Dall'altra parte intanto forse c'era un'infrazione di passi, ma gli arbitri ravvedono invece un fallo che manda in lunetta Carlotta Gianolla. Segna il primo tiro libero Gianolla per il 36-25 quando mancano 5 minuti e 44 alla fine di questo terzo quarto. Sbaglia invece il secondo ed è Tivenius a catturare il rimbalzo. Si affida a Giuliano che fa un gioco a 2 con Varaldi. La palla resta nelle mani di Giuliano che, come un giocatore di hockey, passa sotto al canestro, scambia con Gobbo che restituisce a Giuliano con un tiro aperto e arriva il primo canestro da 3 punti della serata della Posa Clima, che vale il -8 sul 28-36. Decisamente le squadre si sono svegliate. Marangoni insiste con 1 contro 1, tenuto anche abbastanza bene da Pellegrini, ma Marangoni è semplicemente troppo brava e super ispirata in questa gara. Giuliano, il gioco a 2 con Tivenius, ma incontenibile Giuliano, imprendibile per Valentina Baldelli che ci sta capendo poco ora contro la playmaker di coach Gambarotto. È di nuovo -8, ma è l'autosped con Leonardi che si prende un altro palleggio, arresto e tiro. Grandissimo canestro, bravissima, bravissima, niente da dire, super elegante. È la 4ª volta che trova un canestro simile. Decisamente il suo tiro, questi palleggi arresto, questi tiri appunto dopo l'arresto dalla media distanza. Pellegrini che invece deve ancora sbloccarsi, prova il gioco a 2 con Tivenius, deve forzare un tiro su una gamba sola, si lotta a rimbalzo, vanno quasi a disturbarsi le 2 lunghe di casa, Gobbo e Tivenius, e quindi la palla finisce sul fondo ed è Marangoni che farà la rimessa per Baldelli, che deve però subire la pressione di Giuliano su tutti i 28 metri di campo. Baldelli se ne sbarazza abbastanza facilmente, Marangoni gira la palla che torna nelle mani di Baldelli, gioca un pick and roll che porta a un bel passaggio dentro per Nina Premashchunak, che prova un passaggio forse un po' ambizioso per Gianolla. Arriva una deviazione ed è rimessa dal fondo proprio per l'autosped, che dovrà giocarsi l'attacco con 7 secondi sul cronometro dei 24. Parte la serie di blocchi, ma non arriva nessuno a liberarsi. Ancora in difficoltà, è successo anche nel primo tempo. Arriva un tiro di Leonardi, stoppato però da Varaldi, che ha sicuramente le braccia lunghe e il tempismo per deviare i tiri delle avversarie. Ancora un pick and roll che porta al tiro da 3 punti di Giuliano, questa volta esce. Tivenius si fionda a rimbalzo, ma Carlotta Gianolla ha un vantaggio di posizione e quindi la deviazione di Tivenius non porta al rimbalzo offensivo, ma a una rimessa dal fondo per la squadra piemontese.
ancora Marangoni dall'angolo, si va in punta, la palla gira bene, è lo stesso schema di prima per liberare Nina Premašunak, ma si esplora un'altra soluzione che porta un tiro da 3 punti, fuori anche questo. Dall'altra parte c'è Gobbo per Giuliano, sicuramente la più ispirata in questo terzo quarto, sente il contatto, prova a segnare anche il tiro che avrebbe fatto saltare la panchina, saltare dall'entusiasmo intendo la panchina della Posa Clima. Invece saranno solo 2 tiri liberi per Lulu Giuliano, sicuramente la condottiera di questo terzo quarto per la squadra biancoverde oggi in maglia nera. Segna il primo tiro libero Lulu per il 31-40, sono ancora 9 le lunghezze da recuperare per la squadra del coach Gambarotto. Sbaglia il secondo, ma Tivenius è una furia a rimbalzo, una furia. Sicuramente i rimbalzi offensivi stanno premiando la Posa Clima. Scambio tra Gobbo e Tivenius che si mangia un canestro da sotto, mancano 5 secondi, Pellegrini costretto a tirare da 3 punti e finalmente trova il fondo della rettina. Per una tiratrice come lei è sicuramente un super momento che potrebbe sbloccarla, e Gambarotto sa bene di quanto avrebbe bisogno della sua guardia titolare. Leonardi sbaglia il tiro, ma Varaldi prende il rimbalzo, si esplora la conduzione del contropiede, ma commette un'infrazione di passi ed è un peccato per la Posa Clima, che avrebbe avuto l'opportunità, avrebbe avuto la palla anche del -3 sul 34-40, e invece Gianolla che gioca il pick and roll, prende un palleggio, arresto e tiro difficilissimo. Che classe, che classe. Scusatemi, Valentina Baldelli, non Gianolla naturalmente. Che classe la playmaker della Autosped. Pellegrini ora che insiste nell'1 contro 1, si fa stoppare però da Premašunak, che conduce anche la transizione che porta a un tiro da 3 punti di Baldelli. Solo ferro, rimbalzo lungo per Gobbo che consegna la palla nelle mani di Giuliano. Pellegrini persa dalla difesa, ha una mezza idea di prendersi un tiro, non lo porta a termine. Si va da Tivenius che gioca ancora spalle a canestro, lo scarico per Pellegrini, questa volta ovviamente marcata a vista, rifiuta il tiro, se ne prende uno più difficile allo scadere dei 24. Coach Gambarotto le suggerisce di prendersi quel tiro. Marta deve continuare a tirare, una tiratrice come lei deve continuare a tirare anche se ha avuto delle difficoltà nella prima parte di gara. E quindi sul 34-42 con 1:13 da giocare nel terzo quarto che Castelnuovo Scrivia fa partire l'azione offensiva. Arriva il pick and roll condotto da Valentina Baldelli, prova un passaggio che ci poteva anche stare, ma che finisce direttamente sul fondo. Arrivano una serie di cambi da una parte e dall'altra. Sicuramente sono entrate Favaretto da una parte e Smorto per la squadra ospite, e anche Matilde Bianchi che ha rimpiazzato Lulu Giuliano super in questo terzo quarto. Si va da Gobbo in punta, Bianchi, Favaretto appena entrata consegna la palla a Pellegrini, ora marcatissima dalla difesa, cioè anche ora marcatissima dalla difesa dell'Autosped. La palla torna a Pellegrini con 2 secondi sul cronometro, deve tirare un tiro difficilissimo che a momenti entra di tabella, ma Tivenius ancora rimbalza in attacco, regala un altro possesso alla Posa Clima. 9 secondi, Gobbo l'eroe della rimonta del secondo quarto, palla per Bianchi che deve giocare un 1 contro 1, si butta dentro, finisce nella mischia e scadono i 24 secondi. Scelta non condivisibilissima
per la giovane playmaker di coach Gambarotto, ed ora sono 18 i secondi a disposizione per l'Autosped, che proverà ad andare fino in fondo in questo terzo quarto sul più 8, con Sofia Marangoni che gioca dalla guardia contro Francesca Favaretto. Gioca un pick and roll, arriva il cambio difensivo, lo scarico sulle linee di fondo per Gianolla, che manca il tiro. Pellegrini si trova ancora a tirare da metà campo, questa volta sfiora il colpaccio. Il terzo quarto quindi finisce 34-42 per l'Autosped Castelnuovo. Ultimi 10 minuti al Palacicogna per la sfida valevole per la quarta giornata di Serie A2 femminile tra Posaclima Ponzano e Autosped Castelnuovo. Si riparte quindi sul punteggio di 34-42 in favore delle ospiti, che hanno, entrambe le squadre in realtà hanno ritrovato un po' di ritmo offensivo in questo terzo quarto, dopo un primo tempo in cui entrambe le squadre erano abbastanza in difficoltà a livello di percentuali. Come detto, riparte quindi Castelnuovo per questo primo possesso di ultimo quarto, con la palla nelle mani di Baldelli, che scarica. Ora arriva un tiro da 2 punti, dato però da 3 dalla mia postazione, sembrava avesse il piede sulla riga, ma è un'altra tripla di Sofia Marangoni, decisamente la migliore per l'Autosped. Vediamo se la Posaclima riuscirà a rispondere subito. Ci prova Tivenius con un attacco sulla linea di fondo, arriva una deviazione e sarà appunto rimessa con 6 secondi da giocare sul cronometro dei 24. La rimessa è per Favaretto, che prova la furbata per Tivenius, che viene e subisce il fallo. Grande intuizione di Favaretto, che si scambia un occhiolino con Tivenius, che subisce fallo e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Vediamo, la svedese segna il primo per il -10 Posaclima. Entra anche il secondo, tornano 9 le lunghezze da recuperare per la squadra di casa,
e arriva una palla persa di Valentina Baldelli sulla pressione di Matilde Bianchi, che fa al meglio quello per cui è in campo, cioè mettere super pressione sulla playmaker avversaria. Gobbo ora che dalla palla Favaretto si cerca ancora Tivenius che forza l'1 contro 1, succede di tutto, ma alla fine non ho capito bene come la palla è ancora della Posaclima con 14 secondi da giocare sui 24 dell'azione offensiva. È ancora Favaretto a battere la rimessa che non è quella dell'azione precedente. È un'uscita per Pellegrini che non trova il tiro dall'angolo. La giocata è per Tivenius che parte a tutta velocità ma commettendo infrazione di passi. Coach Gambarotto non è d'accordo su questa decisione arbitrale, effettivamente ambigua la chiamata degli arbitri, ma comunque ci poteva stare. Resta molto combattuta la partita, soprattutto dal punto di vista emotivo. E ancora Baldelli con un doppio pick and roll a cercare Nina Premashunak che gioca l'1 contro 1, lo scarico per Smorto da 3 punti, esce il tiro, Bianchi sovrastata a rimbalzo da Baldelli che però commette fallo. Bel tagliafuori della piccola Bianchi che però ci mette tutta l'energia e tutta la sua forza fisica ed è più che sufficiente per subire un fallo e assicurarsi il possesso quando il tabellone segna 36-45 e 8 minuti e 42 da giocare in questo ultimo periodo di gioco. Tivenius ora a fare la rimessa per Bianchi che chiama lo schema a testa e intanto è appena entrata Mioni al posto di Gobbo. È un pick and roll, Bianchi proprio si butta dentro, prova la conclusione con la sinistra, Mioni si fionda, rimbalza in attacco e lo cattura Pellegrini. Arriva il cambio difensivo, si butta dentro con la mano destra, il sottomano con l'effetto e arriva il 38-45 e ancora -7. Intanto è entrata anche Valentina Gatti dall'altra parte, la super lunga disposizione di coach Molino. Si va invece da Smorto che va in 1 contro 1, batte Marta Pellegrini che commette fallo appoggiandosi sulla guardia biancorossa. Quindi Baldelli a fare la rimessa per Marangoni. Favaretto ci mette una mano, ci mette un'altra mano, cade Marangoni, può attaccare ma si chiude bene la difesa di Ponzano, premiata l'aggressività della Posaclima ed è Favaretto sul lato sinistro del campo a condurre la transizione. Bel no look di Pellegrini per Bianchi che trova Mioni sotto canestro per il 40-45. Non so se potete sentire la confusione che c'è qui al Palacicogna e l'entusiasmo spento però da Marangoni che trova un'altra tripla per il +8. Grande freddezza di Sofia Marangoni, capace di sfiorare la tripla doppia, pensate, contro Trieste. Sono 6 secondi invece da giocare sul cronometro dei 24, c'è Favaretto che batte l'avversaria ma si fa toccare il pallone da dietro. Marangoni in contropiede firma il suo 5-0 personale e di squadra che costringe coach Matteo Gambarotto al time out sul 40-50. Tornano 10 le lunghezze di vantaggio per Autosped in questo quarto quando mancano 6 minuti e 59 sul cronometro. Un vero peccato per la Posaclima che con le unghie aveva grattato il divario
bravissime però le ragazze di Coach Molino, che di esperienza e con grande cinismo e freddezza hanno trovato, soprattutto con Sofia Marangoni e i suoi 5 punti consecutivi, hanno trovato un contro break che ha riportato a 10 il divario tra le squadre quando mancano appunto meno di 7 minuti da giocare in questa quarta giornata di Serie A2 femminile. Rientrano in campo le squadre. E si vede anche Varaldi ha alzato decisamente il quintetto. Coach Gambarotto che ora manda in campo Bianchi, Pellegrini, Tivenius, Varaldi e Mioni. Dall'altra parte invece ci sono Smorto, Marangoni, Leonardi, Nina Premascionak e Valentina Gatti. Quintetto lungo contro quintetto lungo. C'è da asciugare il campo. Intanto si è sudato, si sta sudando parecchio. Il caldo di questo fine ottobre sta incidendo un po' anche su questo inizio di campionato e sul clima già caldissimo del Palacicogna. Varaldi che batte la rimessa dal fondo dopo il canestro subito, ma Bianchi che restituisce proprio a Varaldi. Mioni si fa vedere sotto canestro, Tivenius in punta, ancora Bianchi, pick and roll laterale con Mioni, accettato il cambio difensivo, si va da Pellegrini, ancora Bianchi, ancora un pick and roll laterale, non una gran scelta, 3 secondi da giocare, si torna da Pellegrini che deve forzare il tiro allo scadere dei 24. Mioni che sta tirando con basse percentuali, ma c'è anche da dire che spesso le arriva la patata bollente in mano con pochissimi secondi da giocare sui 24, quindi non tiri facili sulla pressione di Lulu Giuliano. Appena entrata per Bianchi, Gatti stampa un blocco gigantesco a metà campo che fa cadere Giuliano. Smorto ora che cerca lo scarico per Marangoni, toccato da Lulu Giuliano che ce la sta mettendo tutta e anche di più per condurre la Posaclima alla rimonta. Arriva il recupero proprio propiziato dalla piccola playmaker di coach Gambarotto. Pellegrini fa la rimessa praticamente da metà campo, la valvola di sfogo è Tivenius che prende il pallone, lo dà a Giuliano che prova un tiro difficilissimo, ma a rimbalza c'è Mioni che spazza via tutto e trova i punti del -8 con 6 minuti da giocare qui al Palacicogna. Marangoni veramente inarrestabile per la Posaclima e Giuliano è costretta al fallo sulla giocatrice di Castelnuovo Scrivia. Smorto con la rimessa ancora per Marangoni, ancora attacca al fondo, si butta dentro, il passaggio per Gatti, il tiro per Premascionak, questa volta a bersaglio. E sono di nuovo 10 le lunghezze di vantaggio. Pellegrini, il pick and roll da lontano per Mioni, bella palla dentro, non controllata però da Mioni e quindi Castelnuovo può ripartire con Leonardi che attacca al fondo di mano sinistra. Bella difesa di Varaldi che ha 3 falli ma tiene bene. Si va ancora da Smorto che prova l'1 contro 1 e trova un altro fallo molto simile a prima. Tivenius aveva retto anche abbastanza bene sul cambio difensivo, ma gli arbitri premiano l'esuberanza di Giovanna Smorto con un fallo. Arriva un cambio intanto per la Autosped, rientra Valentina Baldelli, super positiva nel
nella prima parte di gara. Dopo c'era stato qualche errore, coach Molino l'aveva fatta riposare, ma ora ovviamente per il gran finale torna in campo la playmaker dell'Autosped. Tiro in uscita dai blocchi direttamente sulla rimessa per Leonardi, che forse subisce il fallo. Non lo chiamano gli arbitri, si continua a giocare, quindi 5 secondi. Gatti stampa un altro blocco contro Favaretto, che però regge sull'1 contro 1, tira allo scadere 24, si smanaggia a rimbalzo ed è Leonardi la prima a recuperare il pallone. Ancora Baldelli, prova un tiro, esce Tivenius, acchiappa il rimbalzo lungo ed è Lulu Giuliano a spingere per Favaretto, che restituisce il pallone. C'è il pick and roll laterale ancora con Mioni. Giuliano si butta dentro, virata, il tiro cadendo indietro, ancora Giuliano. Tivenius tocca la palla, ma è Giuliano a recuperarla. Mioni prova l'1 contro 1, perde la maniglia, forse forza un po' troppo il tentativo personale Mioni. E ora è Smorto che attacca al fondo di nuovo. Favaretto si butta e quasi recupera il pallone, e invece lo recupera perché la palla finisce proprio sulla riga di metà campo, dove Gatti non riesce a tenerla nella metà campo offensiva. Quindi c'è un'altra infrazione di metà campo, un'infrazione di ritorno come quella nel primo tempo per la squadra biancorossa. Favaretto ora che ha 10 secondi da giocare sul cronometro 24, da una bella palla dentro, credo sotto le gambe di Premashunak, e la palla arriva proprio a Tivenius, che comoda infila i punti 43 e 44 della Posaclima, che valgono almeno 8. Premashunak tenta un tiro da lontano ma sbaglia, è Giuliano a condurre il contropiede, prova un passaggio battuto a terra, deviato con il piede da Leonardi, direi, ed è Gatti ad uscire adesso per Sofia Marangoni, quindi si abbassa notevolmente il quintetto di coach Molino, ma non perde sicuramente in qualità. Rimessa dal fondo, pasticciano un po' le ragazze della Posaclima, è Favaretto che può attaccare il ferro. Si torna da Giuliano con 11 secondi da giocare. Giuliano ha accettato il cambio difensivo, Giuliano forza lo step back da 3 punti, primo ferro, sarebbe stato il tiro del -5, invece restano 8 le lunghezze di vantaggio per l'Autosped, che di esperienza sta conducendo ancora la gara. Ora bella incursione di Valentina Baldelli, che approfitta della caduta di Giuliano e dello scontro tra compagni di squadra. Francesca Favaretto non è riuscita ad arrivare in tempo per una difesa efficace sull'esterno piemontese. C'è il fallo e quindi la rimessa laterale, arriva un altro cambio, esce Smorto ed entra Carlotta Gianolla, anche lei ha trovato, ha messo in, si è fatta sentire per la Autosped, ed è Baldelli adesso con un beccano all'alto, si prende un palleggio, il resto il tiro scheggia appena il ferro. C'è stanchezza da entrambe le parti, le difese sono state sicuramente super intense, e ora arriva un cambio abbastanza particolare. A 3 minuti dalla fine è uscita Giuliano ed è rientrata Pellegrini, che quindi deve giocare anche playmaker contro la pressione però di Castelnuovo. Arriva la palla persa, ma Varaldi stoppa quello che sembrava un facile tiro. Grande stoppata di Varaldi, è la seconda, e poi però arriva un altro fallo. Ponzano è già in bonus e quindi saranno 2 tiri liberi per la solita onnipresente Marangoni, non precisissima in realtà dalla lunetta quest'oggi,
ma mattatrice con 16 punti nei primi 3 quarti, segna il primo dei 2 tiri liberi Marangoni, sbaglia il secondo, ma Gianolla si fa sentire rimbalzi in attacco e lo prende in testa a Mioni. Marangoni ancora prova la penetrazione, trova lo scarico, arriva un tiro da 3 punti di Baldelli sputato dal ferro. Si riparte con un quintetto più potente fisicamente per coach Gambarotto. Tivenius ora fuori dai linee 3 punti, che però non trova il cambio di lato, deve giocare un pick and roll con Marta Pellegrini che prende un palleggio al retto e tiro dietro al blocco. Esce anche questo tiro che ci sta con 6 secondi sul cronometro dei 24, e ora è coach Gambarotto che chiama la difesa a zona. Ultima arma per lo sprint finale, quando ci sono 9 lunghezze da difendere per l'Autosped Castelnuovo. Bel passaggio di tocco da dentro l'area per Premasciunac, arriva il tiro, l'errore ma anche il rimbalzo in attacco, il secondo per Gianolla che ora restituisce a Premasciunac, di classe con la mano mancina, trova direi il secondo canestro dal campo della sua partita, ma che giocata proprio al momento giusto per la Autosped, e questo è un canestro pesantissimo che dà il più 11 alla squadra ospite con 1 minuto e 50 da giocare. Coach Gambarotto deve chiamare time out per riordinare un po' le idee. Ricordiamo che tra l'altro la posaclima è già in bonus, invece sono solo 2 i falli commessi in questo quarto da Castelnuovo, che è riuscita a difendere con grande intensità ma anche con pulizia, senza commettere troppi falli. Arriva il fischio del tavolo, quindi è finito il minuto di sospensione richiesto da coach Gambarotto, quando, ricordiamo, sono 11 le lunghezze da recuperare per la posaclima Ponzano sul 44-55, quando sono meno di 2 i giri di lancette completi rimasti sul cronometro. Dopo il time out, dato che siamo negli ultimi 2 minuti, si riparte con una rimessa offensiva ed è Pellegrini a incaricarsene. Sono i blocchi, da una parte esce Favaretto, dall'altra Giuliano, ed è proprio lei a ricevere. 10 secondi, richiama il raddoppio, Varaldi prova il tiro da 3 punti, stoppato da Premasciunac, che si è risvegliata in questo finale di partita facendo vedere tutta la sua classe. Baldelli ora che gioca il pick and roll proprio con Premasciunac, cambio di lato per Leonardi, arriva Gianolla, scusate, dalla linea di fondo, non si crea nulla. Grande difesa della posaclima, infrazione di passi per Baldelli, ma sono arrivati anche tanti secondi persi, diciamo, investiti, se vogliamo parlare dal punto di vista di Castelnuovo Scrivia. Solo 1 minuto e 19 ora al termine dell'incontro, e Lulu Giuliano prova ad alzare i ritmi, scambia con Favaretto che è in punta. Pellegrini lì poteva prendersi anche un tiro, ma preferisce dare al capitano Claudia Gobbo, che gioca un buon 1 contro 1, che porta a 2 tiri liberi con 1 minuto e 02 da giocare. Ora le speranze sono ridotte a un lumicino, ma i tiri liberi sono sicuramente un'arma importante in questo finale di partita, dato che potrebbero valere punti a cronometro fermo. Gobbo però sbaglia il
dei suoi 2 tiri liberi, non precisa neanche lei questa sera dalla lunetta. Andrà al secondo, segna il secondo, meno 10. Coach Gambarotto alza la difesa, è una zona press con Giuliano in punta a mettere pressione, tantissima pressione. Sono già passati diversi secondi e Castelnuovo non ha ancora combinato nulla, ne mancano 10 al termine dell'azione. Marangoni in lunetta per Gianolla che sbaglia, Premashionak prova a volare rimbalzo ma è Gobbo a uscirne vincitrice. Salgono i ritmi, Pellegrini prova a tirare da 3 punti, un po' forzato ma era la scelta giusta per provare nella rimonta. Restano 10 invece i punti di distacco con 23 secondi da giocare. Giuliano ancora prova a rubare palla, Baldelli se la tiene, si prende un tiro. Tivenius è un ossesso a rimbalzo, prende anche questo e subisce il fallo. Subisce sì il fallo di Premashionak. È solo il terzo di squadra, scusatemi, è il quarto di squadra. C'è da discutere, non se ne capisce bene il motivo. Mancano in realtà solo 14 secondi. Ponzano vuole comunque chiudere bene. Giuliano 10 secondi, gioca il pick and roll di mano sinistra, si prende un palleggio, arresto e tiro, esce anche questo. Tivenius ancora rimbalzo, sbaglia là sotto. Tonnara dentro l'area, la partita finisce 44 Posaclima Ponzano, 55 Autosped Castelnuovo. Devo parlare. Arriva quindi la terza sconfitta consecutiva per la Posaclima, invece è la terza vittoria d'altro canto su 3 partite per la Autosped. Arrivano i saluti tra le squadre di rito e ora andremo a chiedere una valutazione sulla partita a coach Matteo Gambarotto, che anche lui ha delle spiegazioni da dare, da chiedere agli arbitri. Saluta sportivamente le avversarie. Le 2 squadre fanno l'urlo, salutano il pubblico venuto numeroso al Palacicogna. Arriva l'urlo a metà campo anche per la Posaclima Ponzano, che comunque con orgoglio e personalità ha retto e lottato fino alla fine contro una delle corazzate di questa A2. Può sicuramente essere contento coach Matteo Gambarotto, che abbiamo in diretta al microfono. Coach, è arrivata una sconfitta però sicuramente diversa rispetto a quelle di una settimana fa. Le ragazze hanno lottato, ci hanno creduto fino alla fine e quasi arrivava il colpaccio. Penso che dobbiamo essere orgogliosi della partita che abbiamo fatto. Non siamo stati particolarmente premiati dalle scelte offensive, però in difesa abbiamo lottato come avevo chiesto. Ho detto alle ragazze di essere orgogliose e felici della partita che abbiamo fatto, perché siamo sulla giusta strada e questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere con fiducia. Grazie coach Gambarotto, noi ci rivediamo tra 2 settimane qui al Palacicogna per la sesta di campionato di Serie A2 femminile.